Guido Fenza, partiamo già dal dire che capisco l'amarezza perché fate una grande gara con la Villa Cidrese, raccogliete 0 punti, se poi vediamo che Fabio Toro risulta tra i migliori in campo, diverse parate decisive, come si può affrontare uno 0-1 col sorriso? È un sorriso un po' amaro sicuramente, però devo dirti la verità che non posso rimproverare niente alla squadra. Abbiamo giocato forse una delle migliori partite. Un episodio, uno, ci ha condannato ad una sconfitta, ma rimane tutta la bellezza della partita che abbiamo disputato contro comunque un ottimo avversario. Ma come potrai insomma anche testimoniare tu e quelli che sono venuti a vedere la partita, il dominio è stato ovviamente prevalente del Castiadas. Nel primo tempo tante belle occasioni, ne avevamo un paio di cavoni, Toro insuperabile, lì potevate fare la differenza, poi in un tiro, in un diagonale, la palla arriva nei piedi del ragazzo e lui non sbaglia. Certo, ragazzu lo conosciamo, è sempre al posto giusto, al momento giusto. Sì, probabilmente è semplicemente una sbavatura in una situazione e bravi loro evidentemente a fare questo gol, ma ritorno sulla prestazione della squadra. Siamo stati ordinati e abbiamo giocato un calcio che sicuramente in promozione è un lusso vedere. Mi piace la qualità che stanno esprimendo, la personalità, la crescita individuale di ciascuno di loro, e questa è l'unica consolazione che mi dà forza e di continuare insieme a tutto lo staff durante le settimane. Guido, io metto invece ancora metto sale nella ferita perché guardavo la classifica e dicevo con una vittoria sareste stati a 2 punti dal terzo posto e il campionato a volte prende un bivio buonissimo a seconda in questo caso della Villa Cidrese e non buono per voi. Certo, ma l'obiettivo era quello di comunque cercare di fare più punti possibili in queste 9 partite che mancavano e continueremo comunque a provarci. Noi ovviamente non ci arrenderemo sino al 27 di aprile, poi i conti si faranno alla fine. So che è difficile, però è anche ambizioso e interessante conseguire quell'obiettivo. Abbiamo assistito a un solito finale del Castiata che in genere ha portato a gol o vittoria o del pareggio. Gli ultimi assalti, 2 tiri di Pionca, il penultimo era un rigore in movimento, ha calciato debole, ma dall'altra parte ribadiamo c'era Fabio Toro che conoscete benissimo. Sì, complimenti anche a Fabio per la sua ennesima dimostrazione di valore, nonostante un'età non È giovanissima. un dolore al Però polpaccio al decimo del secondo tempo. sì, no, ma Fabio non molla niente. Comunque, ritornando alla tua considerazione, sì, il finale solitamente ci premia. Ci abbiamo provato, insomma, anche con ordine, andando a cercare comunque linee di gioco e non buttando per forza la palla dentro. Niente, è finita così, va bene, accettiamo tutto. Con una di queste azioni descritte da te, la palla, la bella imbucata verso Bonfigli, cross all'indietro, lì in genere si chiude, no, con il classico piattone in Sì, porta. quella è la dimostrazione che comunque la squadra è lucida e cerca sempre delle soluzioni organizzate anche alla fine, nonostante manchino pochi minuti o secondi. E quello è dimostrazione di personalità e di qualità di ciascuno di loro. Guido, è difficile tenere sempre alta la soglia quando poi gli obiettivi possibili e quelli raggiungibili un po' si allontanano, però poi voi domenica giocate col Pirri, il Pirri è invischiato in zona salvezza, voi terzo posto o meno o siete lì, come hai detto prima, a fare più punti possibili? Sì, rispetteremo il Pirri come tutte le altre squadre. Ovviamente le motivazioni del Pirri sono molto, molto forti, ma non saranno da meno le nostre, perché comunque noi cerchiamo di raggiungere anche obiettivi qualitativi, oltre che di numero, di punti fatti. Quindi diciamo che troveremo ovviamente la chiave per poter motivare i ragazzi e cercare di fare più punti possibili anche col Pirri. Guido, complimenti ma non danno punti, complimenti e in bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie, Crepi.